Veneto, secondo i rilevamenti dell'ARPAV, ma il picco di questa ondata di calore è atteso tra domani e Ferragosto, città svuotata in pronto soccorso, situazione sotto controllo. L'ondata di calore continuerà per tutto il weekend, secondo i meteorologi, ma tra lunedì e martedì il ritorno dei temporali abbasserà le temperature. Disagio per i turisti, stato di agitazione proclamato dai sindacati e da Cementi Rossi di Pederobba nel mirino l'applicazione della misura del governo che prevede l'uso della mensa solo a chi ha il Green Pass. Al via da oggi le vaccinazioni ad accesso libero per i ragazzi dai 12 ai 25 anni, arrivi alla spicciolata, incremento di richieste previsto nei prossimi giorni a Ferragosto Vax Day. Torna a casa dal lavoro, accusa un violento mal di testa prima di perdere i sensi. 49enne di Fonte, ricoverata in gravi condizioni a Treviso, è intervenuto l'Eli Soccorso. Bancarotta fraudolenta aggravata, la Guardia di Finanza di Treviso denuncia padre e 2 figli imprenditori a Preganziò. Il bacino di laminazione a San Lazzaro, l'abbattimento di più di 300 alberi a ridosso del cimitero, la risposta dell'assessore all'ambiente di Treviso Alessandro Manera dopo le polemiche delle ultime ore. Partiti stamane da San Pietro di Peletto i 5 ciclisti trevigiani che arriveranno fino in Bretagna allo scopo di raccogliere fondi a favore dell'associazione italiana Progeria Semibasso. Ben ritrovati, buonasera, questi sono i nostri titoli. L'apertura è dedicata al caldo, il picco è atteso per la giornata di domani, ma Treviso di fatto, secondo ARPAV, è la città più calda del Veneto. Vediamo. La città svuotata, il termometro che segna 36 gradi, stando ai dati censiti dall'ARPAV, è Treviso la località più calda del Veneto in questa giornata, con, per l'esattezza, 35,8 gradi rilevati come sempre all'ombra, il che significa che al sole la percezione è molto più elevata. E non è neppure il picco del gran caldo di questi giorni quello registrato oggi. Il peggio è atteso per domani e per il giorno di Ferragosto. Poi da lunedì, a partire dalle zone montane, arriverà una precipitazione che farà abbassare in maniera consistente la colonnina di mercurio. Sul fronte strettamente sanitario, le temperature elevate non stanno creando situazioni critiche. Chi è rimasto in città si è attrezzato a dovere. Non ci sono evidenze così, diciamo, preoccupanti in questo momento. È chiaro che aumentano un po' le sincopi, ad esempio c'è le perdite di coscienza, specialmente le persone che rimangono a lungo negli ambienti caldi, restando anche in piedi, sono un po' in aumento. L'importante è comunque, se uno si sente girare la testa così, distendersi, alzare i piedi e bere tanto, evitando le bevande congelate se possibile. Chiaro, abbiamo un po' la problematica legata alla contemporanea presenza di un leggero aumento di Covid, così che ci crea un po' di confusione e ovviamente la preoccupazione per gli ospiti del caso di riposo che sono un po' fragili, ecco, questo è importante. Anziani come sempre e sorvegliati speciali in situazioni di caldo estremo, ma per il dirigente del pronto soccorso del Cafoncello è sufficiente non avere comportamenti avventati e tenere monitorati i principali parametri. La cosa certa è controllarsi se possibile con l'apparecchietto portatile la pressione e la frequenza cardiaca, e se ci sono diminuzioni importanti della pressione o aumenti della frequenza cardiaca farsi subito vedere da un medico. L'importante è idratarsi, magari integrare con del magnesio, del potassio, perché c'è un'aumentata sudorazione, ma alternativamente verdura e frutta come da buona tradizione, evitando i cibi pesanti e non esporsi al caldo diretto, quindi non uscire nelle ore più calde. L'ondata di caldo, dunque, avete sentito, non si ferma questo weekend, ma la tregua arriverà a partire da lunedì. L'alta pressione continua a interessarci. Una delle azioni di questa anticiclone è quello di spingere l'aria dall'alto verso il basso. Ecco, c'è una compressione che già di per sé ci dà un aumento di temperatura, l'aria si scalda. Se poi, come in questo periodo, si associa all'azione di un promontorio di origine africana che ci indirizza aria calda, ed ecco quindi l'ondata di calore che sta interessando veramente tutta l'Italia, da nord a sud, con temperature veramente
straordinarie. Diciamo che questo fine settimana importante di Ferragosto ci sono pochi cambiamenti, anzi avremo il picco del caldo, nel senso che le temperature massime raggiungeranno e supereranno i 36 gradi, i valori minimi 23 e 24 gradi. Io ricordo comunque che queste temperature per convenzione internazionale sono prese in capannina, quindi all'ombra. Una persona che deve stare al sole o sta all'aperto naturalmente dovrà sopportare il disagio di temperature ben più alte, ma di molto, addirittura intorno ai 60 gradi. Per quanto riguarda il cielo sarà sereno, poco nuvoloso durante le prime ore del mattino, perché poi abbiamo anche un'umidità molto alta, un tipo di tempo insomma opprimente che la dice tutta, però questa velatura passa veloce e poi durante il pomeriggio abbiamo un po' di attività cumuliforme. Ecco, dobbiamo dire la nota positiva è che da lunedì abbiamo un piccolo cambiamento, nel senso che una depressione addirittura sull'Europa orientale ci indirizzerà aria più instabile, più fresca, e questo tra lunedì notte e martedì nella prima parte darà vita a un sistema perturbato che potrà poi dare dei temporali, delle precipitazioni soprattutto sui rilievi orientali, ma indirettamente anche in pianura, quindi avremo un cambiamento del tempo in senso anche delle temperature. Poi per la prossima settimana infatti la situazione cambia, si attenua il promontorio africano, rimane l'anticiclone delle Azzorre, quindi avremo un tempo stabile ma con temperature tra virgolette più umane. Stato di agitazione alla Cementi Rossi di Pederobba, proclamato dalle sigle sindacali di categoria Fillea CGIL e Filca CISL, in quanto la decisione assunta dalla direzione di consentire l'accesso ai locali della mensa solo ai dipendenti in possesso del Green Pass, in linea con le disposizioni governative, mette in discussione la continuazione del servizio da parte dell'azienda a cui lo stesso è stato affidato. Quest'ultima infatti, non fornendo i pasti per asporto e con un numero di utenti inferiore a 6 per turno, pone la SPA nelle condizioni di generare una situazione di disagio per tutti i dipendenti turnisti in possesso o meno di certificazione verde. Rifiutiamo questa modalità decisionale, hanno detto i rappresentanti dei sindacati. Chiediamo all'azienda di rivedere in tempi più che rapidi l'organizzazione del servizio. Prima giornata di libero accesso, andiamo alla Maber di Villorba, stiamo parlando dei vaccini 12-25 anni, accesso libero, e poi ricordiamo il Vax Day nel giorno di Ferragosto. Centro vaccinazioni all'ex Maber di Castrette di Villorba. Il viavai è continuo, ma un incremento significativo di ingressi grazie all'accesso libero riservato alla fascia 12-25 anni lo si vedrà, secondo gli operatori dell'ULSS 2, solo dai prossimi giorni. È appena iniziato l'accesso libero, per cui insomma non c'è stata la ressa. Siamo anche un po' un periodo particolare, però ci vuole anche del tempo perché le famiglie si organizzino, perché stiamo parlando fondamentalmente anche di minori. Le famiglie sicuramente devono organizzarsi, però io penso che nei prossimi giorni sicuramente ci sarà un aumento dell'affluenza. Già oggi comunque qualche minore senza appuntamento l'abbiamo già fatto, insomma l'abbiamo già accolto. È venuta con prenotazione oppure senza? Con la prenotazione, però avrei potuto farlo anch'io senza prenotazione. E cosa ritiene che sia una buona iniziativa? Assolutamente sì, per chi è anche magari con problemi di orari di lavoro credo sia una cosa molto molto positiva, sì. Chi ne sta già approfittando sono molti stranieri, ci spiega la responsabile del centro. Questa mattina abbiamo avuto diverse persone della comunità cinese e credo che sia una buona opportunità per loro che magari hanno minore facilità di accesso ai percorsi di prenotazione, quello di avere un open day che gli consente di venire senza dover organizzarsi, soprattutto per quegli stranieri che magari hanno anche difficoltà linguistiche. Sì, è comodo. E sei venuto volentieri? Sì, volentieri. Domenica Vax Day a Villorba, centro aperto dalle 8 alle 20, mentre tutti gli altri hub saranno chiusi. Per l'intera giornata all'ex Maber si potranno vaccinare non solo i ragazzi, ma tutti quelli che non l'hanno ancora fatto, dai dodicenni ai centenari. Noi saremo qua ad accoglierli, a trascorrere il Ferragosto cercando di fare questa importante azione di sanità pubblica, vaccinandoci, vaccinando
e cercando di uscire da questo pantano della pandemia. Pandemia che non arretra. Nel Veneto nelle ultime 24 ore nuovo balzo dei contagi, 771 e un decesso. 204 i ricoverati, 31 dei quali, 3 in più di ieri, nelle terapie intensive. Nel frattempo l'ULSS 2 comunica che a seguito della drastica riduzione del numero di accessi ai punti tampone, dopo l'introduzione delle nuove disposizioni relative all'attività di testing, da lunedì 16 i Covid Point di Altivole e Conegliano torneranno all'orario 8-14. Nel caso si dovessero registrare futuri nuovi incrementi nel numero di accessi, l'ULSS 2 è comunque pronta a prolungare nuovamente l'orario di apertura. E ieri sera intanto a Treviso Piazza dei Signori gremita per la manifestazione dedicata alle cure domiciliari contro il coronavirus. La galassia dei Freevax e dei Novax si è stretto attorno all'avvocato Eric Grimaldi, fondatore del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19, e a Riccardo Szumski, medico di famiglia, sindaco di Santa Lucia di Piave, la cui posizione è ancora al vaglio della commissione istituita dall'USL della Marca per valutare i certificati inviati dal personale sanitario che, nonostante l'obbligo, non si è vaccinato contro il Covid. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a rispettare il distanziamento, i numeri però non l'hanno consentito. Sabato intanto è previsto il ritorno della manifestazione contro i Green Pass, come ormai da un mese a questa parte. Siamo alla cronaca Fonte, dove una donna è stata colpita da un malore in casa, portata con l'elisoccorso al Cafoncello, è ricoverata in gravi condizioni. Una donna di 49 anni di Fonte è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso, dove è stata portata in seguito a un malore che l'ha colta poco dopo le 10 di questa mattina, mentre si trovava nella sua abitazione di via Lastego. Secondo le prime testimonianze, la 49enne, che era rientrata da poco dal lavoro, avrebbe avuto appena il tempo di dire al marito che le faceva tanto male alla testa, poi è crollata a terra. L'uomo ha subito capito la gravità della situazione e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del SUEM e l'elisoccorso di Treviso Emergenza, che ha portato la donna al Cafoncello. Sarà conferito mercoledì prossimo dall'anomatopologo Alberto Furnaletto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo di Andrea Maria Cretu, la bambina di 8 anni morta mercoledì mattina nel drammatico scontro frontale a Lughignano di Casale sul Sile. La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati sia la zia della piccola, la 31enne romena, che era al volante della Golf su cui viaggiavano la bambina, la sorellina e la mamma, che la conducente dell'altra vettura, una 50enne di Roncade. Da chiarire non solo chi abbia causato lo scontro invadendo la corsia opposta, ma anche se la piccola Andrea fosse adeguatamente allacciata al seggiolino, come prevede la norma. Ancora cronaca, bancarotta fraudolenta aggravata. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato papà e 2 figli imprenditori di Preganzioli. Avrebbero sottratto al patrimonio fallimentare della loro società oltre 6 milioni di euro e riscosso indebitamente crediti per altri 450.000 euro successivamente alla dichiarazione di fallimento nel 2018. 3 imprenditori di Preganziol, padre 71enne e i 2 figli di 50 e 49 anni, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta aggravata. Viene loro contestato l'ammanco di circa 6,5 milioni di euro, in parte imputati in contabilità come sopravvenienze passive, in merito a cui non è stata fornita alcuna giustificazione, e in parte come crediti riscossi nonostante la dichiarazione del fallimento. I 3 amministratori dell'azienda, attiva nel settore della cantieristica navale e della metallurgia, una 50ina di dipendenti e cantieri in Emilia-Romagna, Toscana e Puglia, avrebbero anche occultato parte delle scritture contabili per ostacolare l'opera di ricostruzione del patrimonio da parte del curatore fallimentare. Il principale creditore è rappresentato dallo Stato, visto che gran parte del dissesto è dovuto a debiti di natura previdenziale, tributaria. Notevole l'impegno delle Fiamme Gialle trevigiane in questo 2021 nelle indagini di tipo fallimentare, volte anche alla tutela delle imprese che rispettano le regole, l'economia legale e la corretta concorrenza. Nel corso del 2021 la Guardia di Finanza di Treviso ha concluso 61 operazioni che hanno portato alla denuncia di 107 soggetti e ad accertare distrazioni patrimoniali per 172 milioni di euro.
Polemiche dopo la notizia della sentenza della magistratura amministrativa che ha condannato lo Stato a pagare gli arretrati del riparto di Fondo di Solidarietà 2015, 24 milioni di euro per 44 comuni della Marca. L'attacco viene dall'eurodeputato leghista Gian Antonio Darè. Un danno enorme, scrive, per i cittadini di Treviso e Vittorio Veneto. I due comuni resteranno a bocca asciutta, non si vedranno restituire nemmeno un euro degli arretrati del riparto varato dal governo di centro-sinistra, semplicemente perché le amministrazioni comunali di allora non ne fecero richiesta. Purtroppo, continua Darè, a Treviso e Vittorio i sindaci Manildo e Tonon, per non disturbare i compagni al governo, non fecero domande e quindi nemmeno impugnarono il provvedimento del Consiglio dei Ministri avviando un'azione legale. Oggi ci troviamo con 1,6-1,7 milioni di euro in meno per i cittadini, denaro che sarebbe servito per nuove opere, per le manutenzioni, destinato al commercio, alla cultura, allo sport. Andiamo a San Lazzaro, la storia del bacino di laminazione, l'abbattimento di più di 300 alberi a ridosso del cimitero che vi abbiamo raccontato ieri. Oggi ha risposto alle accuse l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Teniamo conto che nessuno di noi è felice quando deve abbattere un albero, cioè non è che siamo disboscatori, ne abbiamo piantati 450 da inizio anno ex novo. Risponde all'architetto Guerrino Benetazzo l'assessore all'ambiente Alessandro Manera dopo aver visto in diretta negli studi di Antena 3 il servizio che raccoglie la sua denuncia, ovvero che il sacrificio degli alberi di San Lazzaro tagliati si poteva evitare. Secondo Manera, diversamente non si sarebbe potuto realizzare il bacino di laminazione di importanza fondamentale per i quartieri di San Zeno e della Ghirada, che nel bacino scaricheranno l'acqua in eccesso. Il bacino di laminazione deve tener conto di determinate misure, velocità di deflusso, cioè c'è un calcolo idraulico importante dietro. Quindi mi dispiace veramente che abbiamo dovuto abbattere gli alberi come comune, però non c'è la soluzione. A volte bisogna tener conto che la sostenibilità ambientale è anche esattamente quello di preservare 2 quartieri da andare sott'acqua ogni volta che piove. Le bombe d'acqua che stiamo subendo adesso nei prossimi 10 anni saranno sempre più frequenti per tutta una serie di incidenze climatiche che non stiamo qua a descrivere. Vogliamo continuare a dire che ogni volta che piove e 2 o 3 quartieri vanno sott'acqua noi possiamo dire, stiamo lì a guardare e dire non facciamo niente? Manera conferma che esiste un progetto di riforestazione della zona. Abbiamo in progetto una forestazione urbana in via Selvatico, che è vicinissima a quest'area, dove verranno ripiantumati 3 volte tanto gli alberi che purtroppo sono stati abbattuti. Nella valutazione di impatto ambientale il Comune non ha voce in capitolo, la commissione è provinciale, comprende provincia e ARPA. Pensare che il Comune abbia fatto qualcosa di illecito, dopo che un organo esterno ha determinato, mettendo tutta una serie di prescrizioni peraltro, che quel progetto era congruo, dispiace, e io capisco il dolore di questa persona, perché anche il dolore è nostro. Cioè noi siamo stati quelli che abbiamo variato il progetto Santa Maria del Rovere spendendo 300.000 alberi in più, anzi non spendendo, investendo 300.000 euro in più per salvare 250 alberi. Ora parliamo di referendum per l'eutanasia legale. Sono già state raccolte 30.000 firme in Veneto, da oggi c'è anche la firma digitale. È proprio una notizia di oggi il superamento delle 400.000 firme ed è una campagna che si regge sostanzialmente sulle gambe di volontarie, autenticatori che stanno appunto mettendo a disposizione il loro tempo. Solo la soglia delle 500.000 firme permetterà ai cittadini di indire un referendum, l'ultimo baluardo dopo i 2 anni di immobilismo del Parlamento sul tema del fine vita e nella disciplina dell'accanimento terapeutico. Il Veneto ha già raggiunto quota 30.000 firme, dando un contributo sostanzioso alla campagna referendaria. Dopo tutti i richiami della Corte Costituzionale al nostro Parlamento affinché legiferasse in materia, il Parlamento non si è mai mosso e di conseguenza noi abbiamo portato avanti per anni vari appelli al Parlamento, il Parlamento non ha ancora fatto nulla e quindi il referendum è appunto l'ultima strategia, l'ultimo strumento a nostra disposizione perché finalmente la parola passi ai cittadini. Il quesito referendario chiede l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice Penale, che disciplina l'omicidio del consenziente, permettendo così l'introduzione dell'eutanasia attiva.
l'aiuto medico alla morte di chi si trova in condizioni di sofferenza. Nel rispetto sempre sia di quelle che sono le previsioni previste dalla legge sul biotestamento, la 219 del 2017, sia le previsioni che la Corte Costituzionale ha dato nel caso di J. Fabo e Marco Cappato. Quindi si andrebbe appunto a permettere in Italia a coloro che si trovano in condizioni di estrema sofferenza di porre fine alle proprie sofferenze facendolo qui in Italia. Sono centinaia gli attivisti, i volontari che stanno contribuendo a spingere la campagna. Ieri è stata lanciata anche la firma digitale, in poche ore sono arrivate 16.000 firme di cittadini residenti all'estero o persone con disabilità. I banchetti nelle piazze ci saranno anche a Ferragosto. E anche ieri è stata una giornata storica per la nostra democrazia, addirittura il giorno di Ferragosto ci sarà un tavolo non stop dalla mattina alla sera a Jesolo, quindi con non solo appunto per ricordare anche la generosità e il tempo messo a disposizione dalle attiviste e dagli attivisti, ma anche dagli autenticatori, che nella maggior parte dei casi sono avvocati e avvocate che ci stanno sostenendo tantissimo. A colpi di pedalate dall'Italia alla Francia sono partiti questa mattina da San Pietro di Feletto i 5 ciclisti trevigiani che raccoglieranno con la loro impresa fondi per l'associazione Progeria di Semibasso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, il treno vi sta aspettando. Si sono messi in bici di primo mattino, visto il caldo e la grande impresa che li attende. I 5 ciclisti trevigiani della squadra Fortissimi sono partiti dal Muro di Cadelpoggio a San Pietro di Feletto per arrivare in una settimana al gemellato Mur de Bretagne. 1665 km con lo scopo solidale di raccogliere fondi per la ricerca contro la progeria, la malattia rara che causa un invecchiamento precoce e della quale soffre il giovane vicentino Semibasso. Quando mi hanno detto tutti i chilometri che devono fare, penso che Fortissimo ho pensato sono anche un po' pazzi, però insomma è una pazzia che ci piace, che mi piace pensare a ogni pedalata che farete come una pedalata in più verso il traguardo, e il nostro traguardo è appunto quello di curare la sua progeria. E così i muri non dividono ma uniscono tutti coloro che vorranno partecipare a questa impresa solidale acquistando 1 chilometro di questo lungo viaggio. La gente potrà donare €1 e noi abbiamo una forza in più per Semi. Ad incoraggiare i 5 ciclisti trevigiani, accompagnandoli per un po' in questa impresa, anche l'ex campione del mondo Alessandro Ballan. Mi chiedono con la forma che hai puoi venire con noi fino in Bretagna. No, ve lo assicuro, mi fermerò molto prima. Rischio di rimanere per strada, quindi lascio a voi il compito. Sono sicuro farete senza ombra di dubbio 5 bellissime giornate. Io vi accompagnerò e cercherò di darvi un grande in bocca al lupo e cercherò di seguirvi sui social. E sui social sarà possibile seguire la grande impresa. Comunque pedalate e divertitevi tanto. Siamo alle notizie di Belluno. Partiamo con la cronaca. È morto precipitando dal sentiero che da Ponte Mariano porta a Case Bortot. Siamo nel comune di Belluno, un volo di 200 metri che non gli ha dato scampo. Lutto a Belluno nel mondo dello sport e del volontariato per la tragica scomparsa di Tonino Zampieri. Aveva 65 anni. Una passeggiata per sfuggire alla calura che da qualche giorno attanaglia il capoluogo. Chissà quante volte Tonino Zampieri l'aveva percorso quel sentiero che conduce al rifugio Settimo Alpini. Ieri sera, poco prima delle 20, mentre con la moglie e il cane rientrava da Ponte Mariano, oramai in prossimità di Case Bortot, Tonino Zampieri è scivolato in uno dei tratti più esposti ed è volato per 200 metri. La moglie ha allertato il 118, i soccorritori hanno attrezzato la sosta per calarsi alla luce del faro dell'elicottero Pelican giunto da Bolzano. Il corpo senza vita di Zampieri è stato trovato a 150 metri sopra il torrente Ardo. Vegliata tutta la notte dal personale del soccorso alpino, la salma è stata recuperata e trasportata alla camera mortuaria di Belluno questa mattina alle prime luci dell'alba. Tonino Zampieri aveva 65 anni, di professione perito industriale, amministrava condomini, ma la montagna, lo sci e la fotografia erano le sue grandi passioni. Con l'amico Luca Maressa aveva creato TL Foto, il logo che ha accompagnato gli scatti ufficiali dell'Hockey Alleghe. Belluno oggi si è svegliata attonita. Tonino, prima di tutto un
Un amico anche perché comunque la passione per lo sci, anche per tutto quello che riguarda il mondo della neve. Ci siamo visti tante volte quando faceva le sue esposizioni. L'ultimo periodo l'ho visto di più perché col discorso del museo Salvasci ci siamo contattati, io sono appassionato di ski roll, di sci di fondo, e gli ho detto: guarda Tonino, se vuoi hai del materiale di ski roll, te lo posso seguire io. Grande appassionato di montagna, Tonino Zampieri aveva allestito una mostra di sci e slitte storiche unica nel Bellunese. La sua ricerca non si era fermata. Ogni singolo sci veniva sistemato, una cura anche maniacale, una cosa che va oltre la passione di avere un qualcosa che viene esposto in maniera tipo museale, era proprio veramente un'affezione. Di Tonino tutti ricordano la vitalità e il suo grande cuore a disposizione anche per il volontariato. Con la sua passione aveva abbracciato tutto l'arco alpino. Il suo museo Salvasci, il sogno che gli amici intendono realizzare. Noi dobbiamo continuare a farlo, perché Tonino era il museo dello sci del Salvasci, era tutto quello che riguarda, e per ricordarlo in maniera, diciamo così, di rispetto anche per la persona, ma anche per portare avanti la volontà, dobbiamo continuare a farlo. Sono 8 gli operatori sanitari non vaccinati che sono stati sospesi dall'ULSS 1 Dolomiti. Gli ultimi 4 decreti sono stati firmati dalla Direzione Generale al termine delle valutazioni in capo alla Commissione del Dipartimento di Prevenzione. La sospensione avrà durata fino al prossimo 31 dicembre, salvo che gli operatori non decidano di vaccinarsi, nel qual caso saranno riammessi in servizio. Ulteriori provvedimenti potrebbero essere presi nei prossimi giorni, poiché nonostante le ripetute sollecitazioni a norma di legge, sono ancora numerosi i sanitari che non hanno provveduto a vaccinarsi. Dei 223 dipendenti dell'ULSS non immunizzati, solo il 59 ha risposto alla convocazione per il vaccino. Ferragosto, potenziamento dei servizi di controllo del territorio in vista appunto della vacanza, in particolare nelle località turistiche della provincia, e quanto è stato stabilito nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia che si è tenuta in prefettura. Le misure saranno declinate in un'ordinanza del questore: prevenzione dei reati, rispetto delle disposizioni anti-Covid, ma anche rafforzamento dei servizi di polizia stradale in previsione del notevole flusso veicolare per la montagna. Il monitoraggio del traffico esteso ai passi dolomitici in questi giorni ha già portato al controllo di 231 moto, all'emissione di 19 verbali per violazione del codice della strada. Passeggiata aerea nel cantiere dell'ex chiesa dei Gesuiti a Belluno, dove sono in corso i lavori di restauro dell'ampia volumetria destinata a diventare luogo di incontro e di cultura. Vediamo con una ripresa tramite un drone particolarmente interessante, perché ci fa vedere a tutti qual è questo spazio, come sarà questo spazio molto suggestivo. Una passeggiata nel cantiere dell'ex chiesa dei Gesuiti in centro a Belluno rivela la maestosità del luogo di culto settecentesco che il comune sta recuperando grazie al Fondo per la rigenerazione urbana. È una passeggiata virtuale all'interno di questa struttura su 2 piani, quindi ci fa capire sostanzialmente quale potrà essere, con un po' di immaginazione, al termine dei lavori questo spazio pubblico. 500 metri quadrati di ampiezza e altezze mozzafiato. L'intervento è stato conservativo ma con degli elementi di novità. I 2 piani non erano in connessione tra di loro, è stato inserito quindi questo corpo moderno, che è una scala monumentale che si coglie appunto nelle riprese video, completamente moderno, in acciaio, mentre il resto della struttura è stato rigorosamente restaurato a partire dagli intonaci ma anche dalle pavimentazioni presenti. A lavori conclusi, il piano terra diverrà una piazza coperta con la possibilità di ospitare un mercato di prodotti locali, mentre il primo piano polifunzionale sarà riservato a eventi pubblici. Su questo si innesta ovviamente anche un'altra serie di interventi, tra cui quello che vediamo alle mie spalle, cioè una nuova apertura carraia proprio per rendere indipendenti la parte occupata dagli alpini e dalla protezione civile, con un utilizzo di mezzi che non interferisca appunto con questa funzione. Con queste belle immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Villaggio
San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Benvenuti al Meteo, le previsioni per sabato 14 agosto. Un'altra giornata di bel tempo sul Veneto con cielo sereno o poco nuvoloso, con clima ancora molto caldo e temperature in aumento da leggero a moderato. Complessivamente le temperature saranno sopra la media del periodo anche di molto e comprese tra i 16 e 23 gradi le minime, le massime tra 32 e 36 gradi. La situazione in Friuli Venezia Giulia. Cielo in genere sereno, sulla zona montana probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio, con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale. Venti a regime di brezza. Anche qui sarà molto caldo, sulla costa anche nelle ore notturne. Le temperature minime saranno comprese tra i 21 e i 28 gradi, le massime tra 31 e 38 gradi. La situazione in Trentino Alto Adige. La giornata inizierà con cielo sereno e molto soleggiato. Di seguito la formazione di nubi cumuliformi provocherà isolati rovesci anche temporaleschi verso sera. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 29 e 35. Dal meteo è tutto. Arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.